È scandaloso quanto accaduto su Sappada perché non hanno rispettato la volontà di un popolo, ma non solamente del popolo di cittadini di Sappada, ma anche della provincia di Belluno quando ha votato in Consiglio provinciale e anche del Consiglio regionale. Hanno chiesto in maniera legittima, lo Stato ovviamente come al solito fa finta di niente e ovviamente non dà delle risposte. Una farsa quanto avvenuto in Senato secondo la maggioranza in Regione Veneto, che pur non è entusiasta all'idea che il comune di Sappada decide di migrare in Friuli Venezia Giulia, giudica poco democratico l'ennesimo rinvio della questione da parte del Parlamento. Ero a Roma l'altro giorno e sentivo umori di parlamentari di varia estrazione. Il problema è che se Sappada va verso il Friuli scatta un effetto domino che porterebbe sicuramente anche il comune di Occhiobello a chiedere il passaggio verso una realtà autonoma. Un problema paradossale ma molto serio, perché dire sì al passaggio di un comune di confine aprirebbe la stessa possibilità al comune immediatamente contiguo, fino a concedere pezzo dopo pezzo l'ingresso in Friuli o in Trentino all'intero territorio veneto. E già la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, apre le porte a tutto il bellunese. Io credo che si debba rispettare la volontà popolare, sia dei sappadini sia di tutti quei comuni che hanno chiesto di poter garantire ai loro cittadini un'autonomia e una specialità. E io, come ho spiegato ieri, credo che questa autonomia e questa specialità si possa estendere, grazie al Friuli Venezia Giulia, a tutta la provincia di Belluno. La soluzione di questo nodo, altrimenti insolubile, suggerisce invece il governatore Zaia. Sarebbe molto più semplice concedere al Veneto la stessa autonomia goduta dalle due regioni contermini. La voglia di fuga dei comuni prevede svanirebbe all'istante. Non so quanto possa andare avanti in questa situazione perché il problema di Sappada è il problema di tutta la montagna veneta, ma possiamo dire è il problema di tutti i comuni del Veneto che sono purtroppo in mezzo a due regioni a statuto speciale che ci fanno una concorrenza talmente sleale che poi porta a questi risultati, a queste situazioni di sofferenza sui territori.